verbale del 23 settembre e non anche il verbale dell'8 ottobre del 1992, credo che sia un fatto certamente irrilevante. Peraltro faccio rilevare che dall'esame del maresciallo Grasso era emerso da parte, e con la insistenza di uno dei difensori, che si mettessero in evidenza alcuni aspetti relativi al collegamento tra la Super S ed la famiglia Ercolano Santapaola. E proprio in quella sede il teste maresciallo Grasso aveva fatto riferimento a delle dichiarazioni rese dalla signora Pepe Rosa, dichiarazioni con le quali, rese dinanzi ai carabinieri, confermava le dichiarazioni rese dinanzi al pubblico ministero. Quindi se ci vogliamo fermare alla forma e alla lettera delle cose è un conto, se vogliamo guardare alla realtà e alla sostanza dell'articolato di prova, io credo che non ci possono essere dubbi sulla pertinenza al tema processuale delle domande che sono state formulate. Signora, si dovrebbe ritirare nell'aula dei testimoni. Un momentino, perché la Corte si ritira per deliberare, e vorremmo avere una copia del capitolato, però, il capitolato di prova. Presidente, nel frattempo... Presidente, ve la posso prestare? Io ve la posso prestare. Sì. Se il pubblico ministero Sì, ce l'ha... sì, per averla in visione, è naturale. Sì, certo. Avvocatessa Sì, se nel frattempo mi autorizza il colloquio con il mio assistito, Ora Pisarda. Sì, sì. Grazie. E poi un'altra cosa, quanti testimoni rimangono oltre alla signora Pepe? Devo fare della conferenza. L'esame va ammesso ai sensi del disposto dell'articolo 187 del Codice di procedura penale. Disposto che la Corte ritiene essere l'unico parametro di riferimento ai fini della deliberazione circa l'ammissibilità delle singole domande che si possono rivolgere al testo indicato ai sensi dell'articolo 468 è ammesso dal giudice. Sotto il profilo delle garanzie, la Corte osserva che l'applicazione del principio della discovery appare nella fattispecie rispettato dal momento che si ha notizia che tutti i verbali delle dichiarazioni della teste sono stati depositati tempestivamente nel fascicolo del pubblico ministero. Restano comunque salvi i poteri di controparte relativamente alle circostanze, i poteri in ordine alla prova, relativamente alle circostanze di cui vengano a conoscenza nel corso dell'esame. Infine si ritiene fondato il rilievo del pubblico ministero in base al quale la testa in esame è anche testa di riferimento, per cui si rigetta l'eccezione e si ordina di procedersi oltre nell'esame di Pepe Rosa. Signor Presidente, mi scusi, io mi allontano, nomino come mio sostituto processuale l'avvocato Arcifa. Grazie, buongiorno. Grazie a lei. Presidente, chiedo scusa, mentre rientra la teste, dovrei consegnare degli atti processuali al signor Benedetto Santapaola e chiedo la sua autorizzazione, se li vuole esaminare. Se me li fa avere, l'ufficiale giudiziario vuole prendere questi documenti dall'avvocato Napoli. Presidente, se consente, io vorrei depositare un'istanza nell'interesse dei fratelli Santapaola Angelo e Santapaola Francesco affinché gli stessi vengano autorizzati a colloquiare fra di loro. È da un anno circa che non hanno modo di incontrarsi, sono detenuti in celle separate. Chiedo che venga accordata loro questa autorizzazione. Alla fine dell'udienza è un'istanza scritta, è un'istanza scritta, poi la sì, deposita al cancelliere alla fine dell'udienza. E avvocato Napoli, queste le vuole consegnare subito o alla fine dell'udienza? No, anche subito posso consegnargliele, Presidente. Oppure lei li vuole esaminare e glieli consegniamo alla fine, come preferisce lei. Vediamo alla fine intanto, perché mi pare che l'ora si è fatta tardi. La testa... Va bene, signor Presidente, lo stesso per me. Sì, la testa è Pepe Rosa,
questo esame qui lo dobbiamo finire. Che ore sono? Sono le 14. Sino alle 15 arriviamo, avvocato. Quella si tratta di poca cosa. Poi se vogliamo fare un po' di... vogliamo attizzare il fuoco, insomma, Dipende da voi. Si accomodi, signore, risponda alle domande del pubblico ministero, il pubblico ministero può procedere. Io, quando sono stato interrotto per l'opposizione dell'avvocato Catania, avevo appena finito di contestare alla Teste il contenuto della dichiarazione nel corso della quale la signora dinanzi al pubblico ministero dichiarava che il caponnetto era anche a disposizione della Ercolano, nel senso che qualora la stessa aveva bisogno di moneta metallica egli si metteva alla guida del motorino e si recava subito a portare la moneta all'Ercolano. Io devo continuare nella contestazione perché la signora sembra aver dimenticato completamente ogni riferimento a questo episodio delle monete, e devo ancora dare lettura del verbale nella parte in cui, a titolo di contestazione, ella dichiara: più di una volta io feci notare al caponnetto che noi stessi eravamo in difficoltà per mancanza di monete, a tal riguardo preciso che settimanalmente scambiavo in banca quasi 1 milione di lire per avere moneta da poter mettere nelle casse, ed egli, cioè il caponnetto, mi rispondeva: se telefona la signora dategli tutto quello che vuole. In effetti non era poi la Ercolano a telefonare direttamente, ma una commessa, e subito il caponnetto, sulla base della richiesta ricevuta, si metteva alla guida del ciclomotore e andava a portare la moneta anche per importi di centinaia di mila lire. Se lo ricorda questa circostanza, signora? No, non lo ricordo. Non ricorda. Io la devo invitare a fare uno sforzo di memoria perché è specifica, cioè c'è stata una discussione, dice ma se, e che poi fra l'altro la sto richiamando perché lei stessa, scusi, lei stessa ha detto, dice ma se non ne avevamo neanche per noi, l'ha detto poco fa, e questa sua osservazione di poco fa, che a me in un primo momento mi è sembrato come dire no, questa circostanza non esiste, invece coincide con quello che ha dichiarato, e cioè che lei si è trovato in difficoltà e che l'ha fatto presente al suo principale e che c'è stata una discussione. Lei tutte queste cose le ha dimenticate? Io non ricordo, la questione monetaria per noi era un problema perenne, continuativo, e avevamo sempre problemi perché avevamo 5 supermercati a cui dare moneta. Sì, e ora per questo io la sto richiamando, perché questo fatto specifico, lei lo ricorda che era un problema quello di avere moneta spicciola e quindi può ben ricordare una discussione che ha riguardato proprio questo problema che lei ricorda oggi così perfettamente. Capisce? Sì, lo capisco. Quindi, mi dica lei. Ma cosa posso dire? Erano discorsi che avevamo continuamente. Io preparavo le casse continuamente, la sera in precedenza aprivo 5 supermercati con 3 casse più o meno ciascuno, quindi era già una difficoltà, e per me andare a cercare questa moneta era un problema enorme. E ci fu questa discussione o non ci fu? Non lo ricordo. O ci fu e non la ricorda, ma quando la riferì la ricordava. Se avrò firmato il verbale, evidentemente ci fu, ma non la ricordo. Signora, ricorda se tra le clienti del supermercato vi fosse anche la signora Francesca Ercolano Mangion? Sì, raccoglievo degli scontrini. Che significa raccoglieva degli scontrini?
Dalle casse mi arrivavano perlomeno degli scontrini firmati e li dovevo raccogliere in una busta. Cosa significa degli scontrini firmati? Perché effettivamente nel riscontro delle casse all'infine serata era un denaro che mancava e mi si equiparava allo scontrino. Mi faccia capire che cosa, innanzitutto questi scontrini firmati da chi? Solitamente dalla figlia del signor Caponnetto. Ma erano scontrini Scontrino di spesa non pagata e quindi erano testimoniate dallo scontrino firmato e a me mancavano dei soldi in cassa e quindi equivalevano per il denaro mancante. Cioè in sostanza la signora Francesco Mangion, Ercolano, non pagava, acquistava della spesa e lasciava lo scontrino firmato. Firmato da chi? E, diciamo, la cassiera metteva il nome della signora e la figlia controfirmava oppure direttamente la figlia controfirmava lo scontrino. Lei la conosce la signora Francesca Mangion? No. Quindi lei ha visto soltanto questi sospesi, come Sì. chiama? L'importo di questi sospesi? Beh, li tenevo in ufficio io, in una busta, nel mio ufficio. Avevo un cassettino. Ricorda? La sera li consegnavo, non era mai di prassi. Non era mai di prassi, la sera li consegnavo, li mettevo nella busta. Le sto chiedendo se questi sospesi erano sospesi relativi ad importi di quale contenuto, cioè poco, molto? Una spesa quotidiana poteva essere anche. Signora, lei ha dichiarato sempre nel verbale dell'8 ottobre 1992 a proposito della signora Ercolano, ricordo che vi è un'altra cliente che si chiamava Francesca Ercolano Mangion, la quale veniva spesso a fare la spesa lasciando sempre in sospeso il pagamento per importi considerevoli. Ricorda queste dichiarazioni? Sì, ricordo, perché potevano essere minimi come massimi e non c'era cifra stabilita per lo scontrino. Il Caponnetto era al corrente di questi sospesi? Certo, ci dava l'autorizzazione, altrimenti non c'erano soldi che potevano mancare. Signora, lei ricorda se tra i dipendenti della Super S vi fosse anche un tale signore chiamato Filloramo, Luigi? Filloramo, certo. Sì. E ce lo sa indicare questo signore, cioè in sostanza il Filloramo aveva altri parenti, amici del Caponnetto? No. Oh sì, forse c'era una persona effettivamente che veniva, ma non mi ricordo se si chiamasse con lo stesso cognome, comunque c'era una parentela, mi pare. Lei sempre in questo verbale ha dichiarato che il Filloramo Luigi era un fratello di un amico del signor Caponnetto. Sì, non ricordo che c'era una persona che veniva da parte di questo ragazzo. Lei lo ha indicato Sì, Filloramo Luigi dicendo che era fratello di un amico. Sì, possibilmente il fratello, sì. Signora, ricorda se tra i dipendenti della Super S vi fosse anche tale Reyes Riccardo? Io quando sono venuta a lavorare alla Super S era fra i dimessi.
l'ufficio o fra le persone che non lavoravano più lì. Comunque l'ho trovato nelle liste dei dipendenti. Ricorda se tra i dipendenti della Super S vi fosse anche tale Cornelli Giuseppe? Sì, è un ragazzo che è partito anche a militare nel frattempo. Ricorda se la condizione del padre del signor Cornelli Giuseppe, se era un pregiudicato, se era una persona detenuta, se era una persona C'è stata libera. questa storia in giro, che il padre del ragazzo avesse, insomma, delle cose con la legge. Lei ha mai conosciuto il signor Crisafi Francesco? Com'è? Crisafi Francesco, Franco. Ricordo solo il nome e cognome, non ricordo il viso. Mi ricordo perché io tenevo tutte le liste dei dipendenti, comunque lo ricordo, il nome e cognome. Non visualizzo il viso. Ricorda chi si sia occupato della ristrutturazione dei lavori dell'ufficio? Cioè la ditta che si è occupata della ristrutturazione dei lavori dell'ufficio. Ristrutturazione cosa intende? Rimetterla a nuova, perché noi gli uffici nuovi, diciamo, li abbiamo messi tutti nuovi. Non ho capito bene la domanda, cosa intende per ristrutturazione? Cioè, si ricorda se questo signore che lei dice, di cui dice di aver sentito il nome, questo Crisafi Franco, si sia occupato della ristrutturazione di un'attività di ristrutturazione di opere? No, non lo ricordo questo. Non lo ricorda. Lo sa descrivere questa persona che lei, di cui ricorda questo nome, Crisafi Francesco? No, appunto ricordo solo il nome e cognome, non ricordo neanche la figura come fosse. Ecco. Ricorda, in base all'attività che lei ha esercitato all'interno della Super S, da quale ditta siano stati forniti i mobili dell'ufficio della Super S? Ah sì, ma non ricordo il nome in questo momento, non mi sovviene. Comunque non mi sovviene il nome, comunque la conosco la ditta. Dove si trova? Dove è ubicata questa ditta? È al Viale Vittorio Veneto, mi pare. Comunque se ce n'è altri negozi non lo so, ma è uno che è al Viale Vittorio Veneto. Se io le dico la denominazione riesce a... Sì, forse riesco a ricordarmi perché non mi sovviene. Io non conosco bene l'inglese, comunque New Capris. Esatto, sì, la New Capris. Sa chi è il titolare della ditta? No. Signora, le chiavi del deposito di via Marchesana, da chi venivano custodite? Caponnetto. Caponnetto, è capitato che queste chiavi le desse a lei? Un passaggio breve che dalla porta militare per darle al magazziniere. Il magazziniere come si chiamava? Diciamo un passaggio di mano più che altro. Sì. Come si chiamava il magazziniere? E dunque Papaleo Gaetano avevamo. Poi ultimamente ci fu anche il fratello. Lei ricorda il signor Di Bellamarco quali funzioni esercitava all'interno della Super S? Caposala. E in particolare cosa significa essere caposala? E tenere conto delle scaffalature, dirigere le ragazze e le cassiere e tenere contatti con i fornitori. Tra i suoi compiti vi era anche conseguentemente quello di segnalare i prodotti che dovevano essere prelevati dal magazzino? I miei compiti? Tra i compiti del signor Di Bella? Immagino di sì. Lei sì, facevo una lista, certo. E quindi cioè, praticamente lui segnalava, a chi segnalava la necessità di prelevare determinati prodotti dal magazzino per integrare la scorta? La mattina dava a Papaleo Gaetano una lista di prodotti che dovevano arrivare in giornata.
Signora, lei ricorda esattamente, vuole indicare alla Corte la collocazione degli uffici della Super S. La Super S, a parte il suo ufficio e quello del Caponnetto, e a parte, diciamo, la sala destinata alla vendita, dico, vi erano altri uffici, una amministrazione sì, della... Ecco, dove era ubicata? Via Sgropillo sempre, però erano nel portone di fianco, laterale, erano in un'altra ubicazione, non era esattamente nell'area di vendita. Ecco. E sull'ala sinistra, chiamiamo così, l'ala sinistra entrando. Sì, noi entravamo da questa parte, dall'altra parte, alla scivola centrale per il residence. Ricorda se i numeri civici erano lo stesso oppure erano numeri civici diversi? No, no, diversi. Diversi. Noi eravamo al numero 19, mi pare il 17 che fossero gli uffici. Signora, ricorda in particolare qualcheduno delle persone che spesso venivano in ufficio a parlare con il signor Caponnetto? Dei dipendenti, dice lei? No, di persone non dipendenti dell'ufficio, con le quali capitava spesso che il Caponnetto si soffermasse a parlare, persone che lo andavano a trovare nel suo ufficio. Barone Ciancio. Ah? Barone Ciancio. Il barone Ciancio. Poi? C'era un notaio, non ricordo bene il nome in questo momento. Un notaio? Sì, ma non mi sto ricordando il nome. E a parte il notaio e il barone, qualche altra persona? Lei è stata interrogata? Sì, un altro amico, ma sempre parliamo dell'ufficio del signor Caponnetto? Sì. Signora Pisarda. Signora Pisarda come di nome? Salvatore. Salvatore. Poi? E un altro amico che non ricordo la figura però non ricordo il nome, era alto, robusto, pelato, però non ricordo il nome. Pelato e poi? Robusto, e pelato più o meno. In viso aveva barba, baffi, senza barba? No, senza nulla. No, non aveva né baffi né barba, non lo ricordo il nome comunque. Ricorda anche qualche altro personaggio che... No, in questo momento no. Lei ricorda che se in sede di verbale di assunzione di informazione le venne mostrata dal pubblico ministero una foto nella quale erano raffigurati più personaggi? Sì, e ne ricordavo proprio due, signora Pisarda, Salvatore, e l'altro che ho descritto adesso ma che non mi sta venendo il nome. Li ho riconosciuti due. Nella stessa foto? Nella stessa foto. Non ricordo il nome. In effetti le foto che le furono mostrate furono due, una foto con 5 personaggi. E questa ricordo. Ecco. E lei ha riconosciuto 2 persone. Poi le fu mostrata un'altra foto. No. A me una sola me ne è stata mostrata. Signora, lei ricorda se tra le persone che... Innanzitutto questa persona quanti anni aveva? Questa persona alta? L'altra che... Ma sulla cinquantina. Ecco, sulla cinquantina. Lei ricorda anche di un giovane che veniva al supermercato a trovare il Caponnetto? Un giovane? Ma venivano tante persone. Un giovane in che senso? Un giovane che lei ha riconosciuto in sede, lo ha indicato come la persona che veniva a trovare il Caponnetto, lo ha riconosciuto nella foto che le fu mostrata.
Ma io ricordo che mi avete mostrato una sola fotografia, quella con i 5 componenti. Ecco. E lei in questa foto con 5 componenti ha riconosciuto il signor Rapisarda Salvatore, che ha già indicato, e ha riconosciuto anche un giovane che non è certamente quello che ha 50 anni. Poi le è stata mostrata un'altra foto. Questo particolare non ricordo. Ecco, lasciamo stare, passiamo successivamente al secondo punto. Al primo punto, lei nella foto... Un giovane, non me lo ricordo. Se magari rivedo la foto, ma non ha conosciuto un giovane che si chiamava Enzo? Enzo. Ricordo il nome, sì, Enzo. Sì, lo ricordo il nome. Sì. Però non mi sto ricordando il volto. Enzo, lo ricordo questo nome. Sì. Ma non mi ricordo il volto. Ho un punto oscuro, Dio mio, non mi sto ricordando. Sto ricordando il nome, Enzo. Ma non mi sto ricordando il volto. Specificato che si chiamava Enzuccio. Si chiamava Enzuccio. Enzuccio, sì, Enzuccio, un certo Enzuccio. E questo giovane quanti anni aveva? Giovane, molto giovane. Era un ragazzo. Capelli corti, adesso ricordo. Mentre l'altra persona... L'altra persona robusta era un amico del signor Caponnetto che veniva tanto quanto il signor Rapisarda. La persona robusta, un po' pelata. Lei non ce l'ha in mente il nome, perché se me lo dice... Se lei ricorda il nome, se mi sovviene come quel nome lì, io glielo dico se è quello, perché non mi sovviene. Si chiamava anche Enzo. Lei lo ha ricordato? La persona robusta è alta. Uno è Enzuccio e l'altro è Enzo. No, allora non intendo questo. Non parliamo della stessa persona. Quello dell'8 ottobre 1992, cui è allegata una foto che lei ha controfirmato per far intendere che appunto lo riconosceva. In sede di verbale di interrogatorio ha messo la sua firma. Io ora, col consenso della Corte... Mi scusi, per quanto riguarda Enzo o Enzuccio come chiamate voi, ho messo... Non lo chiamo io, signore Enzuccio, l'ha chiamato lei. Questo Enzuccio di cui stiamo parlando, io misi un punto interrogativo perché non si vedeva bene in foto. Signora, lei in sede in verbale di... Io con certezza ho riconosciuto 2 persone. Ecco. Il signor Rapisarda Salvatore, e ci siamo. L'altra era una persona alta e robusta che veniva abbastanza spesso lì. Era un amico del signor Caponnetto. Signora, lei innanzitutto sa che lavoro faceva il Rapisarda Salvatore? No, assolutamente. Assolutamente. Lei... Non mi sono mai permessa di chiederlo. Signora, lei non si è mai permessa, però mi ha dichiarato il 23 settembre del 1992 che lavoro faceva. Ah sì? Sì. E non ricordo. Lei ha dichiarato che tra le figure maschili, ora noi chiederemo alla Corte di mostrare alla Teste la foto per riconoscere se questa è stata la foto che alla signora è stata mostrata in sede di quel verbale. Lei ha dichiarato: tra le figure maschili raffigurante nella foto, e questo è una contestazione, che la signoria vostra mi ha mostrato, riconosco quelle contrassegnate, per adesso non indichiamo i numeri, la figura numero corrisponde ad una che so essere amica del Caponnetto, si chiama Rapisarda Salvatore, il quale, se non ricordo male, fa l'autista di autoambulanza presso... Ah sì, ha ragione, era all'autoparco, lavorava presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Catania. Sì, e la figura numero appartiene ad un giovane che so chiamarsi Enzo e che è venuto qualche volta a trovare il Caponnetto. Il Caponnetto gli dava del tu e lo chiamava appunto Enzo, dico meglio Enzuccio.
Ricordo, prima di sollecitare altri ricordi, quindi dico, lei ha fatto questa dichiarazione in cui nella foto riconosceva il Rapisarda, di cui dava anche l'indicazione sull'attività professionale svolta, e il giovane che ha chiamato Enzo, anzi poi si è corretta, Enzuccio. Il giovane che non è quindi la persona più robusta. Le chiedo, ha mai visto assieme l'Enzuccio con la persona più robusta, calva o semicalva, che ha poc'anzi indicato? Oddio, non lo so, non lo ricordo. Per intanto non mi sovviene il nome della persona robusta, che mi sto tormentando il cervello per saperlo, perché non me lo ricordo. Ecco, Poi, ora glielo diciamo. Innanzitutto, rispetto alla domanda non che lo le ho ricordo, fatto, non lo ricordo se le ho viste insieme, ma è probabile, perché è probabile. Lei ha dichiarato, Perché mi ascolti, ricordo che questo giovane, cioè l'Enzuccio, una volta venne raggiunto nel supermercato da una persona robusta della stessa altezza di Enzuccio, con i baffi folti e quasi calvo, cioè con i capelli solo nella parte anteriore delle tempie e della nuca. Ricorda questa dichiarazione? Non lo ricordo. Dispiace. Successivamente, nel verbale dell'8 ottobre 1992, le veniva venivano mostrate alcune foto e lei rispondeva: tra le foto mostratemi riconosco senza ombra di dubbio quella raffigurante la persona alta, robusta, con i baffi folti e quasi calvo, che raggiunse il giovane Enzuccio all'interno del supermercato. La predetta persona da me individuata veniva chiamata dal caponnetto con il nome di Enzo, al quale il caponnetto dava del tu. Dopodiché questa foto veniva siglata con la sua firma in calce, come evidentemente a testimonianza del fatto che lei... Ora io chiedo alla Corte di mostrare alla Teste le due foto che in sede di verbale di interrogatorio furono mostrate alla Teste, innanzitutto per dirci se sono le foto che a suo tempo furono mostrate e se in queste foto riconosce delle persone, e non si tratta di una individuazione in senso stretto, ma si tratta di persone che la signora aveva già avuto modo di vedere all'interno del supermercato. La prima foto è quella cui si fa riferimento nel verbale di interrogatorio di persona informata, di esame di persona informata sui fatti del 23 settembre del 1992 ed è allegata alla nota di trasmissione della Criminal Poll del 23 settembre del 1992. La seconda è una copia fotostatica di un cartellino di carta di identità. Presidente, prima di fare osservazioni, certo. possiamo vedere questa foto? Sì. Questo è il foglio di provvedimento.
Presidente, se mi dà la parola. Sì. Credo che sia già un'eccezione già formulata. L'individuazione fotografica attiene al momento endoprocedimentale e in quella fase esaurisce a norma di codice i suoi effetti. Da questo punto di vista io ritengo che l'atto che di cui il pubblico ministero chiede l'ammissione non sia rituale. Peraltro sono due i profili che, come dire, per cui mi oppongo. Una attiene alla pertinenza. Questa foto di un soggetto così non riesco a capire qual è lo scopo probatorio del pubblico ministero, ma ripeto a dire, queste sono le indagini della parte. Però l'atto, certamente, trattandosi di individuazione fotografica, è un atto che esaurisce i suoi effetti nell'ambito della fase delle indagini preliminari, cioè quando il pubblico ministero ritiene che sia assolutamente necessario ai fini delle indagini, mostra cose o persone raffigurate mediante la fotografia. Superata quella fase, l'attività, l'individuazione fotografica non ha alcun elemento, cioè non è idoneo a provare alcunché. Da questo punto di vista io ritengo che sia quindi un'attività inutile, e direi inutile sotto il profilo che noi ammetteremmo un mezzo di prova anzi tenteremmo un esperimento probatorio non consentito, perché la Corte conosce benissimo, in questi casi c'è un altro mezzo di prova, ove il pubblico ministero lo ritiene fondamentale, chiede altri mezzi di prova che offrono ben più garanzie a tutti, alle parti e al giudice compreso. C'è opposizione. Presidente, io volevo far Posso? Presidente, io innanzitutto volevo far presente che nel caso di specie io sto chiedendo alla Corte di mostrare due foto che già in altra occasione sono state mostrate al test. Innanzitutto per sapere se sono queste le foto e se per riconoscere per sua la firma apposta in calce ad una delle due foto mostrate. Poi si vedrà. E questo non è una ricognizione nel senso stretto del termine. Io sto mostrando due foto che sono state mostrate e non sto chiedendo sul momento alla teste se riconosce o non riconosce. Io debbo soltanto preliminarmente sapere ufficialmente dalla teste se queste sono le foto che le sono state mostrate e se è sua la firma apposta in calce ad una delle foto mostrate. Quindi sotto questo profilo si tratta sempre di un esame testimoniale e di una domanda che viene rivolta alla teste sul supporto del documento che le si mostra. È quindi ammissibile e il pubblico ministero può mostrare le fotografie alla testa. La prima domanda è se sono queste le fotografie che ebbe a visionare a suo tempo. Sì. E poi se riconosce, c'è una firma apposta su queste fotografie? Su una delle due. Certo, su una delle due ed è la sua firma, va bene, lo può restituire.
Presidente, noi chiediamo che vengano acquisiti al fascicolo come prova documentale le due foto che sono state mostrate in questo momento alla teste. Io vorrei esaurire, prima di ogni altra cosa, se è possibile, logicamente, diciamo così, proseguire nell'esame del testimone. Vorrei esaurire l'esame della teste. Sì. Poi questa richiesta può essere riproposta alla fine, no? No, può essere riproposta alla fine certamente, però ovviamente in relazione al tipo di soluzione che la Corte darà a questo problema, diverse possono essere le richieste del Pubblico Ministero, quindi su questo punto, dico, il Pubblico Ministero sta per esaurire l'esame, quindi... Abbiamo un altro quarto d'ora di tempo. Sì, ma non perché mi piace, io vorrei evitare di intervenire. Prima finiamo con l'esame della testa, la licenziamo, poi il Pubblico Ministero fa le sue richieste, diciamo alla testa che probabilmente sarà recitata, signora Pepe, probabilmente lei verrà recitata per l'esame della controparte, cioè per il controesame da parte dei difensori, perché si è fatto tardi. Signora, vogliamo parlare di questa persona alta che lei, la cui foto in calce alla cui foto ha posto la sua firma? Ricordo di averla vista. Ecco, e cosa ricorda degli incontri tra questa persona e il signor Caponnetto? Nulla in particolare, non era così frequente come era Pisarda, non intendevo questo. In ogni caso veniva per qualche cesta natalizia, questo lo ricordo perfettamente, e nulla in particolare sull'incontro di loro due. Lei ha mai conosciuto tra i frequentatori o comunque tra coloro che venivano qualche volta a trovare, le faccio un'altra domanda, conosce il signor Mirenna Giuseppe? Sì. E chi è? Cioè che ruolo aveva nell'ambito dell'azienda? Ma questa è una cosa che non si è mai capito. Ultimamente era entrato, ha preso un po' le carte in ordine, diciamo, nel supermercato, ha cominciato a ridimensionare il personale, a impartire ordini, ma non si è mai capita la figura di quest'uomo nel supermercato. E tutto questo avveniva rispetto al momento della irruzione dei carabinieri quanto tempo prima? Nell'ultimo periodo, da sempre? Ma guardi, io dalla maternità, che sono stata assente da marzo alla fine di giugno, sono rientrata ai primi di luglio, ho trovato questo personaggio, quest'uomo all'interno del supermercato, dopodiché contro la volontà di non so di chi sono andata in ferie e l'ho rivisto dopo le ferie, esattamente a settembre, e si parlava che doveva ridimensionare il personale. Io ero fra i licenziati, non se ne capiva più niente, lui doveva un po' guardare tutta la situazione, dava ordini per il magazzino, in amministrazione, al supermercato stesso, quindi non le so dire nulla di preciso su quest'uomo. Ecco, ricorda, ma l'aveva visto prima di andare in maternità? Aspetti un attimo, perché non lo ricordo tanto bene. Forse no, no. O forse qualche volta cominciava a venire. Non riesco a imprimere adesso se è stato poco prima o addirittura, forse a luglio l'ho rivisto, quindi l'ho visto prima che io andassi in maternità. Forse l'ho visto prima che io andassi in maternità. Ecco, ricorda se il Mirenna veniva raggiunto in ufficio, in supermercato da qualche persona, se si vedeva più frequentemente con qualche persona in particolare?
Ma con la divisione degli uffici che noi avevamo era molto difficile stabilire questo, perché se ne salivano dritti dritti sopra. Caponnetto veniva chiamato e andava sopra, quindi non... Io le sto chiedendo se è capitato. Ecco, non glielo posso dire se è capitato, perlomeno che i ricordi no, perché era affiancato sempre da Di Bella. Ecco. Lei ha conosciuto un tale Alfio Fichera? Come? Ha conosciuto una persona che si chiamava Fichera Alfio? Fichera. Mi pare di sì. Fichera, sì. E ce lo sa descrivere? No, citate i nomi e bene o male me li ricordo. E che cosa ricorda di questo Fichera Alfio? Di che cosa si occupava? Nulla, no, in questo momento non sto ricordando nulla. Fichera Alfio, sì, lo ricordo, ma non sto inquadrando bene la persona, per cui non le so dire di preciso. Quando lei dice non sto inquadrando bene la signora, sì, perché... la persona significa che... Quindi io memoria fotografica non ne ho, memoria fotografica non ne ho. Avevo molto a che fare con i nomi, l'avete visto dai dipendenti, perché tenevo circa 130 persone alle dipendenze di questo supermercato. I nomi li ricordo, citandoli specialmente li ricordo, però le persone inquadrarli è difficile, a maggior ragione se venivano di tanto in tanto. Vabbè. Lei parlava poc'anzi dei sospesi e degli scontrini che le venivano consegnati alle chiusure di cassa e che dovevano in qualche modo far comprendere l'importo del denaro che non era stato incassato. Sì. Questa pratica la si seguiva per tutti i clienti? No. O per quelli conosciuti o per alcuni? Per le persone dettatoci. Per le persone? Dettatoci. Cioè, quando veniva alla cassa una persona si chiedeva parere, per quelle che conoscevamo, insomma. Per quelle persone specificate prima, sì. Cioè, chiedo scusa, quali? Francesca Ercolano Mangion, signora Maria, e non ricordo altri. Non lo so, ne avete citate alcuni. Per altri clienti si continuò a seguire questa usanza? C'era un inquilino di casa, forse. Sì, ma poi la cosa, insomma, no, praticamente c'era un inquilino, stava sopra, nelle abitazioni sopra il supermercato, erano molti amici, per cui si è fatto questa storia per un bel po', poi si è troncata perché non andava più bene e ha seguitato a pagare, ma non ricordo il nome, non me lo chiedo. Fu troncata per tutti questa usanza? Non si usava con nessuno questo tipo di prassi, sì, eccetto per quelle persone e questo signore che sto dicendo adesso. Ma quello era un signore che veniva, erano molti amici, ma poi si è troncato per non so per quale motivo. Forse perché non pagava neanche alla scadenza del termine, non so di preciso. D'accordo. Il PM per ora ha finito. Allora. Ha finito il pubblico ministero? Ha finito il pubblico ministero? Sì. Allora, se vuole formalizzare la richiesta di poco fa, sentiamo anche le osservazioni dell'avvocato Catania e poi sospendiamo. Presidente, io chiedo che venga acquisita tra le prove documentali la fotografia che è stata mostrata ed è stata riconosciuta dalla Teste come quella che in sede di verbale di esame del 23 settembre del 92 le fu mostrata.
La nota di trasmissione della Criminal Poll del 23/9/92 con cui si trasmette al pubblico ministero la foto che poi venne mostrata e la copia fotostatica del cartellino di carta d'identità che è stato sottoscritto dalla Teste in sede di interrogatorio in sede di esame dell'8 ottobre 1992. Il pubblico ministero si riserva di produrre la copia, che credo che negli atti del fascicolo del PM vi è la copia più, se non l'originale, comunque una copia migliore di questa foto, mentre chiede, per non disfarsi completamente di quest'altro documento, che la Corte autorizzi, cioè dell'altra foto, quella raffigurante 5 persone in bianco e nero, che di questa foto venga estratta una copia e quindi venga acquisita una copia della stessa, mentre l'originale chiede che possa essere trattenuto presso il proprio ufficio. Grazie. Premesso che non vogliamo nascondere nulla, dico che peraltro si tratterebbe di foto di persone, come dire, commercianti che andavano a trovare altri commercianti e che si salutavano, e quindi voglio dire non avremmo nulla da questo punto di vista di che temere. Le ragioni delle opposizioni quindi non prescindono dal merito, potremmo essere, come dire, consenzienti perché le riteniamo ininfluenti e irrilevanti ai fini del decisum. Però, dico, per un problema di fisiologia, dico, io apprezzo l'alchimia, come sempre acuta e intelligente, del dottore Bertone, che vi vuole proporre come documento il risultato di un atto di indagine. Che documento giammai potrà essere? Perché certo, la foto in sé è un documento, ma una foto che è il frutto di un'attività di individuazione in sede di indagine, comunque la si voglia camuffare, è un tentativo di far entrare quello che il codice non consente che entri. Con un'ultima notazione, Presidente, perché è vero che la legge prevede anche il principio della non tassatività dei mezzi di prova, perfetto, ma questo quando, come dire, il mezzo di prova non previsto tipicamente e tassativamente non vuole essere un'elusione di un preciso mezzo di prova. Ora, qui ripeto a dire anche perché la questione non vale la pena che io dico, proprio perché nel merito non mi interessa più di tanto, non vale la pena che vada ulteriormente approfondita. È evidente che questa catalogazione come documento di una foto che è il frutto di un'individuazione in sede di indagine vuole essere sempre una doppia l'elusione di due divieti, quello del 361 e della norma che prevede l'attività sulla ricognizione di persone. Quindi c'è opposizione. Volevo sentire, Avvocato, lei nell'interesse di chi fa l'opposizione, così No, perché vorrei sentire sul punto. Io sono coerente. Vorrei sentire se sul punto ha interesse Caponnetto. Questo è detto. Io guardi, siccome ripeto a E dire, quindi non intendo vorrei nascondere sentire anche l'avvocatessa Ruggeri se domani mattina sarà presente. Presidente, siccome non era solo una estrinsecazione di attività difensiva, io parlo in difesa di Aiello, uno di queste, quindi non lo dicevo solo per forma, uno di queste foto raffigura il signor Aiello Vincenzo da me difeso, proprio, però lo comunico senza alcun problema, e nel suo interesse io pigliavo la parola. Presidente. Per una delle due foto. Presidente, Sì. anch'io mi oppongo alla produzione della foto dei 5 personaggi. Allora, la Corte si riserva di Presidente, decidere, dopo aver perché- sentito il difensore di Caponnetto, se domani sarà presente, rinvia all'udienza del Presidente, Volevo completare il motivo per cui mi opponevo. Ah, mi scusi, credevo che avessi oppongo e finito. basta. Mi scusi. Perché tardiva come produzione e comunque ininfluente. Grazie. Presidente, soltanto per completezza di informazione. Dottore, dico- mi scusi, c'è un'ulteriore opposizione, l'avvocato Napoli si oppone perché in una delle due foto, quella con i 5 personaggi, c'è rappresentato un mio assistito. Grazie.
Presidente, proprio quello che ci ha detto l'Avvocato introduce le ultime considerazioni che il Pubblico Ministero voleva fare. Al di là delle anch'esse articolate... Scusi un momento, Pubblico Ministero. Lei può andare, signore. Domani mattina alle 9:30 deve tornare. D'accordo. Grazie. Volevo dire che anche al di là delle anch'esse articolate considerazioni dell'Avvocato Catania, io voglio far presente che sotto il profilo della prova documentale il documento è certamente ammissibile, sia perché non credo che ci siano problemi di tardività della prova, che è una conseguenza della dinamica del processo, e quindi man mano che si delinea la esigenza della introduzione di una prova documentale questa può avvenire, ma anche perché quella foto comunque rappresenta due imputati di questo procedimento. Quindi io credo che al di là di ogni disquisizione sul recupero che si prospetta avverrebbe della individuazione fotografica, io ritengo che la prova è un documento che rappresenta una occasione in cui due imputati di questo processo in epoca non recentissima sono stati... No, dico, Presidente, però avrebbe potuto produrla al momento opportuno, c'è un momento in cui abbiamo capito anche i motivi della sua posizione, Avvocato Libero. Presidente, io chiedevo, posso? Sì. Cambiamo argomento. Sì. Chiedevo di sapere cortesemente il programma di domani mattina, perché avrei un problema. Domani proseguiamo per tutta la giornata con l'escussione dei testi che non si sono sentiti stamattina e con quelli che sono citati per domani. Può dire il Pubblico Ministero che sono questi testi sin d'ora? Sì, li facciamo uscire per favore intanto quelli che sono rimasti. E poi i testi per domani il Pubblico Ministero li vuole, ce li ha presenti chi sono? I testi in programma, la cui discussione è in programma per domani, o era in programma per domani? Domani che cos'è? Domani è mercoledì, c'è foto. Prego? Bisognerà vedere se il Pubblico Ministero, se non ha spedito già le citazioni, si possono anche ridurre. Per quanto riguarda i signori presenti in aula, per oggi non c'è stato tempo di esaminarli, proseguiamo domani mattina alle 9:30, quindi bisognerà che si ripresentino domani mattina. Se c'è un motivo di impedimento bisogna documentarlo. Presidente, io però vorrei conoscere il nome perché sono interessato in alcune posizioni specifiche. Domani mattina dovrei discutere un processo in corte d'appello con detenuti e poi venire qui. Se mi è consentito, sono sempre ora presente. Ci arriviamo. Ma già sono stati detti, per la verità, i testi erano stati indicati, noi lo rifacciamo perché non abbiamo nessuno spirito di polemica, però dico, l'Avvocato sa benissimo che la lista dei testi che erano stati citati per oggi e domani era stata già fatta, quindi... Il Ministero, guardi, ci sono due dei testimoni, io non conosco questi signori, che mi stanno facendo segno che domani mattina sono impegnati. Chi sono? Greco? Sono impediti assieme contemporaneamente? Per il pomeriggio? Pomeriggio, vabbè. No, per domani pomeriggio, signore, per domani pomeriggio. Allora i signori Greco, i coniugi Greco possono ripresentarsi domani pomeriggio alle 16? D'accordo. E gli altri due domani mattina? Sono il maresciallo? Sono due verbalizzanti, o sbaglio? Non vedo bene da qui. Uno è il maresciallo Milano e l'altro Poi vediamo in esito, vediamo un po'. Allora, per domani... Siamo in grado di... Per adesso domani verrà lei. Va bene. Sì, di mattina è il maresciallo Rizzo, sì.
Quindi domani mattina E l'altro verbalizzante? Pure domani mattina. il maresciallo... Si è impedito? No, poi No, si- no, no, no. Il maresciallo Coco. Può venire domani mattina, maresciallo. Verrà se non è impedito. Va bene? Presidente, chiedo scusa. Ora, oltre a allora, possono andare per ora, grazie. Oltre a questi signori, domani il pubblico ministero ha già spedito le citazioni o può ridurre? No, già fatto, Presidente. Le ha già spedite e quindi dica i nomi e si vedrà quello che si potrà fare e poi si andrà avanti alla ripresa. Il dottor Giuseppe Foti, Vagliasin Di Tommaso, D'Agata Mario, Marletta Giuseppe, Magliarisi Angelo, Vinciguerra Giuseppe. Dopodiché l'udienza Signor Presidente, scusi, è tolta. no, volevo segnalare, se mi dà la parola un secondo, sono qui. Sì, avvocato Sì, Antino. no, nell'interesse del signor Madonia, signor Presidente, io faccio riserva di produrre alla Corte la sentenza resa dal Tribunale di Caltanissetta sabato scorso, ed ecco le ragioni per cui non ne sono a disposizione, dal Tribunale di Caltanissetta nel procedimento Leopardo e riguardante il mio assistito. Chiaramente ne faccio riserva ora per segnalare la impossibilità Certamente, della quando tempestività della ne produzione. verrà in possesso Sì, la è fissato in proporrà. 90 giorni il deposito. D'accordo, grazie. E un'altra cosa volevo dire, no, mi pare che abbiamo finito. Signor Quindi ci Presidente. vediamo domani mattina per la prosecuzione di questo processo alle 16:30 per l'attività istruttoria in Orsa Maggiore 3 Signor Presidente, mi scusi. per l'omicidio di Leo. Chiedo scusa, Presidente. 16:30, sì. Presidente, chiedo scusa per quei... Scusi Presidente, io sono avvocato Napoli. sì. Venga, avvocato Napoli, venga. Signor Presidente, se mi consente, i testi che dovevano venire oggi pomeriggio, in modo che, visto che non si tratterà oggi pomeriggio questo processo, e che sono tanti, Mi sarà l'indicazione del giorno 3 gennaio. giorno 3 gennaio, in modo... Sì, sono 9, se volete li posso indicare. No, mi dovrebbe dare la lista in modo che a mano che arrivano l'ufficiale giudiziario glielo dice. Quindi questi giorno 3. E un'ultima cosa, Presidente, noi facciamo riserva di produrre il verbale utilizzato per le contestazioni, anzi i verbali utilizzati per le contestazioni in esito alla deposizione della signora Pepe Rosa. Va bene. E avvocato Napoli.